Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Gela, un efferato femminicidio, non un incidente domestico, la morte in casa della badante romena nel settembre scorso. Il procuratore Vella, lui un violento abituale, oggi in carcere, l'ha uccisa a mani nude. Vittoria, spunta la pista mafiosa a scopo di estorsione nel rapimento lampo del 17enne. Al nostro TG la secca smentita dei genitori, ma a indagare adesso è la procura antimafia di Catania. Voto di scambio politico-mafioso a Catania, ammessi come parti civili il comune etneo, Mister Bianco, la Regione Sicilia, il Ministero dell'Interno, l'Associazione Alfredo Agosta. Il 17 l'udienza preliminare. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex deputato regionale Castiglione e dell'ex consigliere comunale di Mister Bianco Marchese. Politica, soffiano venti di crisi sulla giunta Schifani all'indomani delle nomine di sottogoverno. Nella maggioranza di centrodestra si fanno agitati i rapporti con Fratelli d'Italia. A Catania, nuova protesta per la Palestina e contro lo sterminio a Gaza. Occupato il liceo classico Spedalieri, gli studenti riuniti in assemblea permanente. Altri guai alla circonvallazione di Catania. Da quasi un anno un tratto di marciapiede è transennato per la caduta di massi lavici. I pedoni costretti a invadere la strada percorsa dalle auto. Dalle campagne di Catania ai rilievi del siracusano è emergenza cinghiali. La regione ha ammesso le prime trappole per fermare l'avanzata dei suini, che si spingono in alcuni casi anche nelle periferie dei centri abitati. Calcio, si svuota l'infermeria del Catania per la trasferta di Giuliano. Toscano recupera anche Aloi e Rolfini, unico indisponibile Martic. Venerdì la partenza per la Campania. Bentrovati, svolta a Gela nel caso che a settembre poteva sembrare un incidente domestico. La procura invece non ha dubbi, si tratta di un femminicidio compiuto con efferata violenza. L'assassino già in carcere ha ucciso la compagna a mani nude. Gerry Italia. Una scena di devastazione, una violenza brutale, così il procuratore capo di Gela, Salvatore Vella, ha descritto le condizioni in cui è stato trovato il corpo di Veronica Basa, 64 anni, uccisa lo scorso 17 settembre nella sua casa di via Amendola. Quello che ci racconta soprattutto i primi accertamenti sul cadavere di una violenza selvaggia di quest'uomo che nei confronti di questa donna, che ha portato a delle lesioni molto importanti sul cadavere, lesioni anche interne e per la maggior parte, per quello che sembra, fatte a mani nude. Per il delitto è stato arrestato Lucian Stan, 40 anni, bracciante romeno, accusato di omicidio volontario aggravato. Secondo le indagini l'uomo avrebbe picchiato la convivente fino alla morte, tentando poi di ripulire la scena per far credere un incidente domestico. L'autopsia invece ha rivelato un grave politrauma cranico e toracico, colpi ripetuti, schiacciamento, segni compatibili con un'aggressione a mani nude. L'esame autoptico descrive un quadro di violenza devastante, un corpo fortemente provato dalle forti violenze impresse dai colpi, addirittura da una compressione toracica in cui il GIP di fatto plasticamente descrive una posizione a cavalcioni dell'aggressore sulla vittima, e quindi poi l'insieme di queste evidenze investigative e scientifiche ha consentito di raccogliere un quadro indiziario convergente confermato dal GIP nell'emissione del provvedimento cautelare. A dare l'allarme non fu lui ma un vicino di casa, ore dopo la morte. Nel quartiere San Giacomo intanto restano sgomento e rabbia, mentre la comunità romena si è stretta nel dolore per una tragedia che forse poteva essere evitata. A Vittoria spuntano le ipotesi dell'estorsione e della pista mafiosa per il rapimento lampo del 17enne. La famiglia al nostro TG: non abbiamo mai ricevuto telefonate di minaccia. Questa è la smentita, ma adesso delle indagini si occuperà la direzione antimafia di Catania. Giusy Lazzara.
Spunta la pista dell'estorsione mafiosa sul rapimento lampo a Vittoria del 17enne rilasciato dopo 24 ore. Per questo adesso l'inchiesta del Tribunale di Ragusa è passata alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania e affidata all'aggiunto Sebastiano Ardita, al sostituto Alfio Fragalà, d'intesa col procuratore Francesco Curcio, che approfondiranno la pista della criminalità organizzata sul territorio ragusano. La famiglia non ci sta, il padre del ragazzo, ancora scosso, ribadisce: è stato un fulmine a ciel sereno, non abbiamo mai avuto alcuna minaccia e non riusciamo a capire ancora quale sia il motivo del sequestro. Il 17enne si sta lentamente riprendendo, racconta il padre, va a scuola ed è tornato anche a lavorare nell'azienda familiare che si occupa della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli. Il giovane è stato sentito dagli investigatori con gli amici che erano con lui al momento del sequestro. Il comando è entrato in azione il 25 settembre di sera, prelevando il 17enne. Uno dei 4 rapitori lo ha chiamato per nome, lo ha preso per un braccio e caricato in macchina. Il ragazzo verrà rilasciato 24 ore dopo e ritrovato in strada da un amico nei pressi di un capannone, risultato di proprietà di un cugino di Gianfranco Straquadaini, il boss di Vittoria, latitante da oltre un anno. Catania, operazione Mercurio, cioè voto di scambio politico-mafioso, ammessi come parte civile il Comune di Catania, Mister Bianco, la Regione Sicilia, il Ministero dell'Interno e l'Associazione Alfredo Agosta. Il 17 è l'udienza preliminare. Desiree Ferrito. I comuni di Catania e Mister Bianco, la Regione Sicilia e il Ministero dell'Interno sono le parti civili ammesse all'udienza preliminare con 25 imputati scaturita dall'operazione Mercurio dei Carabinieri dei ROS, coordinata dalla DDA Etnea sulla capacità della famiglia Santa Paola Ercolano di penetrare all'interno della pubblica amministrazione per coltivare i propri interessi economici nel settore degli appalti pubblici. Il GUP Fabio Di Giacomo ha escluso per un vizio di forma il comune di Ramacca e ha fissato il calendario per i procedimenti. Il 17 ottobre per l'udienza preliminare e il 4 novembre invece per chi acceda al processo col rito abbreviato. Tra gli imputati per cui la PM Raffaella Vinciguerra ha chiesto il rinvio a giudizio ci sono il deputato regionale Giuseppe Castiglione, ex presidente del Consiglio Comunale di Catania, ex capogruppo del MPA all'Ars ed ex componente della Commissione Antimafia, accusato di voto di scambio assieme all'ex consigliere comunale di Mister Bianco Matteo Marchese. Secondo l'accusa i due avrebbero sottoscritto un accordo con il clan Santa Paola Ercolano per riuscire a vincere le elezioni regionali del 2022 per Castiglione e le comunali del 2021 a Mister Bianco per Marchese. Mafia e ambiente, un legame illecito sempre più stretto, Cosa Nostra si insinua nell'economia circolare e detta i tempi degli affari. Se ne è parlato a Palermo questa mattina alla presentazione del rapporto Ecomafia 2025. Marco Gullà. La Sicilia è una delle prime regioni in Italia in cui dilaga l'illegalità ambientale. È quanto emerge dal report presentato a Palermo durante una conferenza dedicata al contrasto dei reati ambientali che ha riunito esperti, rappresentanti delle forze dell'ordine e autorità giudiziarie. L'Isola è la prima regione per reati contro gli animali, dato legato soprattutto alla pesca abusiva, ma è anche la terza regione per reati ambientali. E poi la mafia che si insinua nell'economia circolare, affari illeciti mascherati. È una mafia evoluta che ormai si infiltra nell'economia, aggredisce l'economia circolare, lo raccontano le relazioni della direzione investigativa antimafia, i contributi che ospitiamo nel nostro rapporto Ecomafia. L'aggressione criminale all'ambiente è diventata un business da tempo, ma negli ultimi anni le mafie stanno cercando di sfruttare anche le buone pratiche che si diffondono nel paese. Palermo, Messina e Trapani primeggiano nella classifica regionale dell'illegalità ambientale. Messina è al primo posto anche nel ciclo illegale del cemento, affari che spesso hanno una radice mafiosa. Si insinua nelle imprese legali, nelle imprese dell'economia circolare, le imprese della transizione energetica per fare e lucrare sui profitti, ma soprattutto appoggia le imprese diciamo sane per far abbassare i costi di gestione appunto tanto dei rifiuti quanto quelle di gestione dei movimenti terra.
A Favara adesso, dove non si ferma la corsa contro il tempo alla ricerca di Marianna Bello, la 38enne travolta dal fiume di fango una settimana fa. Tra dubbi e speranze la comunità si stringe attorno alla famiglia dopo un nuovo ritrovamento, questa volta di un paio di pantaloni. Davide Sardo. All'alba di oggi è ripartita tra dolore e speranza la corsa contro il tempo per ritrovare Marianna Bello, la 38enne di Favara, travolta mercoledì scorso dal fiume di fango e pioggia e risucchiata da un collettore mentre cercava di mettersi in salvo. Favara è sotto shock. Ad una settimana dal nubifragio crescono indignazione e rabbia. Che è colpa che hanno tolto le gratette non vanno a togliere, che a quest'ora non fosse in questa situazione, con le grate si fermava e quest'ora fosse tra noi, non fosse così dispersa. Speriamo che viva, ma sono passati 6 giorni, penso che questa ragazza o è sbattuta in qualche muro, in qualche sasso grosso, speriamo che viva, ma a questo punto non ci credo più. Sarà sepolta sotto i cespugli, i canneti, queste cose qua. Nel percorso che porta al depuratore, i soccorritori hanno ritrovato nei giorni scorsi alcuni effetti personali, la borsa, il cellulare, i documenti, la felpa. Ma il ritrovamento più toccante è avvenuto ieri pomeriggio, un pantalone coperto dal fango, forse quello che Marianna indossava quella mattina maledetta, un dettaglio che ha gelato il cuore dei familiari e commosso l'intera comunità. Noi ci auguriamo tutti quanti che questa povera signora venga trovata immediatamente per dare sollievo al marito, ai figli e a tutta la popolazione. E mentre i vigili del fuoco continuano a svuotare i laghetti di fango, la speranza è almeno di trovare il corpo. Voltiamo pagina, l'attualità politica, all'Assemblea regionale arriva la manovra Quater, ma le tensioni nella maggioranza di centrodestra dopo le nomine di Schifani agitano i rapporti con Fratelli d'Italia. Luca Ciliberti. Fibrillazioni autunnali nella maggioranza di centrodestra alla regione. Soffiano venti di crisi sulla giunta Schifani all'indomani delle nomine di sottogoverno. La scelta di riconfermare il dirigente della pianificazione strategica, l'assessorato alla salute Salvatore Iacolino, non va giù a Fratelli d'Italia, che da mesi sembra diventata marginale nelle dinamiche di governo. Il rientro di San Martino in giunta, la Lega che continua a collezionare nuovi ingressi e il riposizionamento dei centristi nell'asse del presidente della regione agitano il gruppo dei meloniani, che adesso potrebbe soffiare sulla crisi, anche se l'asse Schifani-La Russa resta al momento saldo. È chiaro che c'è stato un problema politico con la presidenza della regione in ordine alle ultime nomine che riguardano l'assessorato alla sanità. Non penso che questo problema possa avere ripercussioni sull'iter in aula della variazione di bilancio, che è tutt'altra materia e che almeno da parte nostra non subirà imboscate durante il percorso. Sulla sanità regionale attacca anche l'opposizione. Il Movimento 5 Stelle accusa l'assessorato di aver gonfiato i numeri della cardiochirurgia pediatrica di Palermo ed è pronta a dare battaglia divulgando tutti i dati dubbi nel corso di una conferenza stampa convocata per domani. Intanto arriva in aula la finanziaria Quater, 240 milioni di euro, che solleticano gli interessi della politica territoriale. A Catania, assemblea permanente degli studenti che da ieri pomeriggio occupano il liceo classico Spedalieri contro il genocidio a Gaza. Ci riuniremo per 2 giorni per parlarne, prevede la dirigente scolastica Simona Mazzone. Cori e applausi davanti al liceo classico Spedalieri di Catania, dove oltre una cinquantina di alunni ha occupato l'istituto e qui ha passato la notte. 10.000 occupazioni! In assemblea permanente, all'interno riuniti con bandiere e striscioni qui fuori, contro la violenza della guerra, contro il genocidio a Gaza, preoccupati per il loro futuro davanti a un presente di morte e devastazione. Una decisione, quella dell'occupazione, dopo un percorso di riflessione e proteste. E una bandiera gigante pro-palestina occupa il fianco dell'edificio, la vedete alle mie spalle, ancora per rafforzare il messaggio che questi ragazzi vogliono lanciare. Questa mamma ha 2 figli che frequentano la scuola. Sono molto orgogliosa del fatto che abbiano delle idee, che scendono in piazza a protestare, a far valere i propri diritti per ciò che può essere il loro futuro e per ciò che è il loro presente.
Gli studenti non vogliono parlare al microfono, temono provvedimenti per chi occupa la scuola, ma hanno redatto un documento con le loro ragioni accessibile a tutti. Fuori dall'istituto anche un gruppo di docenti capitanati dalla dirigente scolastica. Noi abbiamo avuto diversi confronti con i ragazzi e sicuramente ora usciremo da questa situazione e io autorizzerò delle assemblee per poterci confrontare. Senza un lamento, ti accorgeresti non solo. Cantano la guerra di Piero perché i conflitti da sempre spazzano via gli innocenti, bambini e ragazzi come loro, come i soldati che nella poesia di De André si trovano di fronte sapendo che uno dei due non tornerà a casa. Restiamo a Catania dove torna a far parlare di sé la circonvallazione. Un tratto di marciapiede è transennato per la caduta di massi. I cittadini che devono scendere tra le macchine in corsa dicono è un disastro, poi magari ci scappa il morto e siamo tutti afflitti. Tonino De Mana. È transennato da quasi un anno, ma sembra non interessare a nessuno. Eppure il pericolo è dietro l'angolo, anzi su quest'angolo che s'affaccia sulla circonvallazione di Catania, al centro di dibattiti per la sicurezza, ma che a volte si perdono nei meandri della burocrazia o del disinteresse. Sta di fatto che da novembre questa enorme parete lavica pende come una spada di Damocle su pedoni, motociclisti ed automobilisti. L'unico intervento del comune di Catania è stato quello di mettere in sicurezza, si fa per dire, il marciapiede. Penso che il comune si dovrebbe dare una mossa e ripararlo al più presto. Poi quando ci scappa il morto, poi siamo tutti afflitti. Dispiace tanto. Per noi cittadini anche vengono persone e vedono questo disastro, perché è un disastro. Qualcuno, per evitare di farsi arrotare dai mezzi in transito, passa all'interno dell'area interdetta, scegliendo forse il male minore. Lei lo sa che ha corso un pericolo non indifferente? Per le pietre? Lo so, è già tanto tempo che è transennata, però non fanno niente per sistemare la situazione. L'abbiamo vista un po' preoccupata passare al di là delle transenne. Sì, perché avevo paura che mi stirassero. Gli enormi massi caduti sono ancora in bella mostra ed altri rischiano di precipitare, compreso l'albero che potrebbe finire direttamente sulla sede stradale. Analoga situazione e quindi identico pericolo dalla parte opposta della carreggiata. Per tutti, pedoni compresi, è consigliabile l'uso del casco. Il pagamento di 5 euro per visitare i crateri silvestri ha scatenato polemiche politiche e istituzionali. Il proprietario della funivia dell'Etna, Russo Morosoli, replica: il bene è di mia proprietà, non è demanio. Roberta Lunghi. I crateri silvestri non sono, al contrario di quanto hanno fatto credere, patrimonio dell'umanità. Non sono neanche ricadenti in territorio del parco di massima tutela e non sono assolutamente demanio, perché altrimenti non li avrei potuti acquistare. Così l'imprenditore Francesco Russo Morosoli, proprietario dell'azienda funivia dell'Etna, dopo le polemiche sull'accesso a pagamento ai crateri silvestri sul versante meridionale dell'Etna. Per Morosoli, proprietario dell'area dal 1997, non si tratta di un ticket ma di un contributo di 5 euro per la valorizzazione di un sito dove nel tempo si sono dovuti affrontare i problemi legati alle troppe incurie, ai troppi atti vandalici, ai troppi incidenti. I 5 euro da versare comunque solo dai non residenti in Sicilia hanno creato reazioni politiche e istituzionali. Da Ismaele Lavardera, deputato regionale e leader di Controcorrente, che annuncia un'ispezione, alle deputate del Movimento 5 Stelle, Lisa Adorno e José Marano, che ha presentato tra l'altro un'interrogazione parlamentare per fare chiarezza sulla vicenda. Non comprendo quindi tutto questo clamore, visto che in Italia ci sono migliaia di siti come questi privati in cui si paga un biglietto di accesso. Per il sindaco di Nicolosi Pulvirenti, che ha annunciato un'ispezione congiunta, la proprietà privata non può prevalere sull'interesse pubblico. Morosoli replica ricordando un antefatto. Il comune di Nicolosi, nei vari consigli comunali già ad aprile, parlava appunto di questo possibile paventato ticket, chiamiamolo così, ai crateri silvestri. E poi, per l'imprenditore, resta da valutare anche lo sfruttamento turistico del luogo, con pacchetti venduti dai tour operator. Devo pagare gli operatori che raccolgono la spazzatura, devo pagare i risarcimenti danni perché, essendo il proprietario, ho la responsabilità civile, penale e amministrativa del sito, e gli altri possono benissimo vendersi le escursioni a gratis a casa mia.
Emergenza cinghiali, dalle campagne di Catania ai rilievi del Siracusano. La Regione ha posizionato le prime trappole per fermare l'avanzata dei suini che a volte si spingono anche nelle periferie dei centri abitati. Francesco Aloi. La trappola è tra gli alberi di nocciole, in uno dei posti più amati dai cinghiali. Siamo a Buccheri, nella zona montana del Siracusano. Come in altre parti della Sicilia, anche qui è emergenza suini. La prima trappola è stata installata qui a ridosso del centro urbano. Questo è un noccioleto di un'azienda agricola e purtroppo non riesce a fare un raccolto perché appunto i cinghiali, i suini vengono giornalmente. Per questo le trappole sono necessarie. Soltanto nel Siracusano la Regione ha formato 85 coadiutori, volontari che avranno il compito di controllare questi sistemi di cattura, che saranno attivati a breve. I cinghiali arrivano ovunque, fino al centro abitato. Si riproducono molto velocemente e i danni sono ormai troppi. I residenti ci fanno pressione perché subiscono molti danni nelle loro campagne, perché distruggono i muri, fanno cadere i muri. È un problema, è un'emergenza sociale. Un'emergenza che non ha confini e che sta mettendo in ginocchio i produttori agricoli. Dall'altra parte della provincia, Francofonte, ai confini con Catania, il problema è lo stesso. Qui ad essere distrutti però sono gli aranceti. Abbiamo montato dissuasori sonori, luminose. Le trappole che abbiamo utilizzato non hanno sortito quello che noi speravamo. Eh già, è il momento della nostra pausa. Tra poco per il calcio si svuota l'infermeria del Catania in vista della trasferta del Giuliano. Vi aspetto tra pochissimo. Calcio, giorno di riposo oggi per il Catania, che ieri ha sostenuto il primo allenamento in vista della trasferta di Giuliano. Toscano ha ritrovato Aloi e Rolfini. Venerdì la partenza per la Campania. Francesco Triolio. La trasferta di Giuliano in programma sabato pomeriggio è l'antipasto per i piatti forti dell'ottobre rossazzurro. Arrivare bene al doppio impegno con Salernitana e Benevento è l'obiettivo della squadra di Mimmo Toscano. Arrivarci bene significa farlo dal punto di vista mentale, dell'entusiasmo, ma soprattutto da quello fisico. E sotto questo aspetto arrivano buone notizie dall'infermeria. I rossazzurri, che hanno già cominciato la preparazione in vista della trasferta contro il Giuliano, hanno ritrovato un paio di effettivi in gruppo. Ieri sono rientrati infatti al lavoro a pieno regime con i compagni sia Salvatore Aloi che Alex Rolfini. Il centrocampista ha saltato le ultime 5 partite a causa di un infortunio muscolare, mentre l'attaccante, fermato in estate da una lesione miotendinea, non ha ancora debuttato in maglia rossazzurra. Entrambi sono attesi nella lista dei convocati già dalla trasferta in Campania. Indicazioni positive sono arrivate anche per l'attaccante Francesco Forte, tenuto a riposo dopo le noie accusate a Cerignola, ma da considerare tra i disponibili per il prossimo match. Oggi giornata di riposo per la squadra, che tornerà ad allenarsi domani e lo farà quotidianamente sino a venerdì mattina, quando è prevista la rifinitura e poi la partenza per la Campania. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie alle 20. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.